e la pace del Signore siano. Intanto benvenuti a tutti a questa celebrazione, a questo appuntamento annuale nel quale vi ritrovate, ci ritroviamo come famiglia diocesana di cantori al servizio della liturgia e delle nostre comunità. Apro questa Eucaristia con le parole di San Giovanni Paolo II, la cui reliquia del sangue è qui accanto a noi e che potremo venerare alla fine della Messa. Diceva il Santo Pontefice che la speciale attenzione che è doveroso riservare alla musica sacra deriva dal fatto che essa, parte integrante della liturgia solenne, ne partecipa il fine generale che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli. Interpretando ed esprimendo il senso profondo del Sacro Testo a cui è intimamente legata, essa è capace di aggiungere maggiore efficacia al testo della parola, affinché i fedeli meglio si dispongano ad accogliere in sé i frutti della grazia. E noi nell'ascolto e nella preghiera, fin da questo momento, desideriamo proprio disporci ad accogliere in noi i frutti della grazia, del perdono e della comunione alla parola e all'Eucaristia. Vogliamo disporci a lasciarci toccare il cuore dal mistero cantato. Adesso il Signore ci chiama, come sempre, a conversione, al pentimento. Il canto del Kyrie eleison diventi nell'umiltà del nostro spirito l'ingresso in questi santi misteri. Oh
Cristo nostro Signore. Siet fravis, che sapras cum lor mari, forum obleat al re, cum scoreadis et cum flagei, a mangiar sabi porzi, che ieri mi vide. Un di loro, federata non di voce di sé, se faccio domandare che si rendi saber di no, non si impronta a morire, piuttosto la guida dell'est del nostro Romas. Arrivato all'ultimo respiro, il secondo disse: tu disgraziato, tu non sois la vita di Kenti, ma il re del mondo non sfazerà resurire per una resurrezione eterna di vite, non può morire per solesse. Da ora di lui fu torturato il teatro. Quando a domandare, a tirar fuori dal momento la lingua a sfrugiare i mani con coraggio e urgisse con dignità. Di Dio hai chi stox e per colpe di solezza io sbelei, perché io speri che lui mi li tornerà a dare. Per fine il re e che attorno di lui a restare per spirito di quel fantafu che non vacillava granché per torturis. Far morire in sacchè, attaccare una tortura al cuore, qui stesso tormento, riduciuto in fin di vita di sé, alle belle per colpe degli uomini, quando di Dio si ha la speranza che oserino risuscitare di lui, ma per te la risurrezione non sarà vita. Verbum Domini. ki nas je vzljubil in nam milostno podelil večno tolažbo in dobro upanje, naj spodbudi vaša srca ter utrdi v vsakem dobrem delu in v vsaki dobri besedi. Končno, bratje, za nas molite, da bi se beseda Gospodova razširjala in proslavljala, kakor se pri vas, in da bi bili mi rešeni slabih in hudobnih ljudi. Nimajo namreč vsi vire. Zvest pa je Gospod, ki vas bo utrdil ter obvaroval hudega. Zaupamo vam v Gospodu, da to, kar vam zapovedujemo, tudi delate in da boste delali. Gospod pa naj vodi vaša srca k ljubezni Božji in potrpežljivosti Kristusovi. Verbum Domini. Deo gratias.
al primogenito dei morti, a noi la gloria e la potenza dei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo. E così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura, della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano l'ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Parola del Signore. Ecco, questa sera siamo davvero una famiglia che canta, e ricordando Sant'Agostino possiamo dire una famiglia che prega ancora di più. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno liturgico, alla solennità di Cristo Re dell'Universo, e i Vangeli di queste domeniche hanno come tema quello della fine dei tempi e della risurrezione. E il brano del Vangelo di oggi ci ha mostrato il conflitto di Gesù con i Sadducei, i quali non credevano nella risurrezione, e pongono a Gesù l'allegra disputa sulla cosiddetta vedova ammazza mariti, ne muoiono 6.
che è una farsa per mettere in difficoltà il Signore. Ma noi lasciamo queste immagini così dei Sadducei e andiamo alla risposta di Gesù, che abilmente afferma che l'amore di Dio, il suo amore, dura in eterno e non può venir meno neanche davanti alla morte. Ce l'hanno detto con audacia i fratelli Maccabei nella prima lettura, e siamo nell'Antico Testamento. In fondo, se ci pensiamo bene, che senso avrebbe nascendo sperimentare la vita se tutto, ma proprio tutto, finisse con la nostra morte? Che senso la bontà, la gioia, le fatiche, le ansie, ma concretamente anche il nostro affannarci nella vita, e oggi noi possiamo dire nel tener su con fatica le nostre corali parrocchiali, se poi tutto si rivelasse solo una breve, molto breve, tante volte infelice esperienza su questa terra. Tant'è vero che la sapienza della Chiesa nel Salve Regina ha detto: in questa valle di lacrime, non in questa valle di sorrisi. A queste domande solo Gesù, il Figlio di Dio, ha dato una risposta, e l'ha data non a parole, ma con l'evento unico della storia, la sua Pasqua, la sua risurrezione, ossia la certezza che in virtù della sua risurrezione tutti a suo tempo risorgeremo. E anche la nostra vita, fatta di sconfitte, di sofferenze e di ferite, sarà da Dio riscattata in un amore infinito. Ma è una resurrezione che in qualche modo possiamo sperimentare già adesso. E io credo, con la bellezza del canto che mi ha commosso nelle prove l'altra sera, con la bellezza della liturgia facciamo proprio un'esperienza del bello, di vita, direi di resurrezione. E oggi vogliamo chiedere al Signore di aumentare la nostra fede. Certo, non abbiamo la fede dei fratelli Maccabei, ma di aumentare la nostra povera fede nella vita eterna, che è e sarà bellezza, contemplazione della verità, cioè gustare l'amore del Signore. Adesso però veniamo al tema del nostro ritrovarci oggi. La vostra musica, il vostro canto sono un vero strumento di evangelizzazione, nella misura in cui vi rendete testimoni della profondità della parola di Dio, che tocca il cuore delle persone e permette una celebrazione vera di sacramenti. L'ho detto, queste parole non sono mie, le ha dette Papa Francesco durante l'udienza ai partecipanti all'incontro internazionale delle corali lo scorso anno, e continuava il Papa parlando di voi. Siate animatori del canto di tutta l'assemblea e non sostituitevi ad essa, privando il popolo di Dio di cantare con voi e di dare testimonianza di una preghiera ecclesiale comunitaria. La musica dunque sia strumento di unità per rendere efficace il Vangelo nel mondo di oggi attraverso la bellezza che ancora affascina e rende possibile credere affidandosi all'amore del Padre. E innanzitutto credo questo sia un incoraggiamento reciproco a non fermarci, a non mollare al furlano. La voce di tutti insieme oggi, la bellezza della nostra preghiera. Non fermiamoci davanti a un impegno e presenza forse non sempre compreso e stimato, ma così importante per le nostre comunità, perché lo dico spesso, è la corale, in particolare il coro parrocchiale, che interpreta l'anima e la fede di una comunità. Interpreta l'anima e la fede di una comunità. E questo perché il canto sacro e liturgico voi date alle emozioni che sono nel profondo del cuore di ognuno, nei momenti di gioia e nella tristezza. La Chiesa è chiamata ad essere sempre vicina alle persone per offrir loro la compagnia della fede. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Sacra Liturgia, ci dice che la tradizione musicale di tutta la Chiesa costituisce un patrimonio di inestimabile valore che eccelle sopra le altre espressioni dell'arte
specialmente per il fatto che il canto sacro unito alle parole è parte necessaria e integrale della liturgia solenne. Chi banalizza il canto sacro, il canto delle nostre corali, credo vada contro il concilio ecumenico, contro ciò che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa. Dove il canto sale al Padre di tutti con la lode e la gloria del suo popolo, perché soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia rende evidente che siamo un solo corpo e cantiamo con una sola voce la nostra unica fede. Oggi qui sperimentiamo proprio questo. Un'assemblea che canta, un unico corpo, un'unica famiglia, un'unica fede. E sono sempre parole del Papa. E concludeva Papa Francesco dicendo: anche se parliamo lingue diverse, tutti possono comprendere la musica con cui cantiamo. La fede che professiamo, la speranza che ci attende, è un po' la situazione della nostra diocesi goriziana, dove noi cogliamo la diversità come ricchezza, bellezza, come convivialità delle differenze, un patrimonio che è possesso del popolo di Dio e di nessun altro, e il popolo è chiamato a tenerselo stretto, custodirlo, difenderlo e trasmetterlo. L'antifona d'ingresso di questa messa così recitava, non l'abbiamo letta perché c'era il canto d'ingresso, ma così recitava: la mia preghiera giunga fino a te. Tendi, o Signore, l'orecchio alla mia preghiera, che noi possiamo tradurre. Il mio canto questa sera, Signore, giunga fino a te. Tendi l'orecchio, Signore, al nostro bel canto che si fa preghiera. Amen. Credo in un Amen.
con la fiducia di chi sa di essere erede delle grandi promesse di Dio, apriamo il nostro cuore e ringraziamo il Padre, datore di ogni bene. Con questa fiducia rivolgiamogli la nostra preghiera. Signore Gesù, ti preghiamo per il Papa Francesco, per la Chiesa universale e di special modo per le Chiese in Europa. Siano segno efficace di unità e di comunione nella carità. Dominum Signore Gesù, ti preghiamo per il mondo intero, in modo particolare per i sofferenti ed i poveri. La pace e la giustizia guidino l'agire delle nazioni e la vita dei popoli. Dominum Gospod Jezus, po zgledu Orlejske crkve, naše matere, nam pomagaj, da bomo znali ustvarjati nove oprijeme za boljše znamljevanje Evangelija in uspešnejšo pastoralno dejavnost. Palinestris dovins, perché che crescedim a lor sapere, perché non vedim paura di professare la fede, e perché sedim sois cles testimonis in tal contesto storico, social, in tal luc indula che vidim. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché il nostro servizio di cantori, maestri e organisti sia sempre fedele e generoso e possiamo crescere insieme nella comunione al servizio della nostra Chiesa goriziana. Dio nostro Padre, accogli la preghiera che con fiducia e con umiltà ti rivolgiamo, e perché i nostri desideri siano sempre esauditi, concedici di domandare ciò che è gradito alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Glory
Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa e fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Innalzare a te l'inno di benedizione, di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore Padre, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Croce
diamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendela perfetta nell'amore in cui il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare dei cantori, organisti e maestri, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci per parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono venuti, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per ipsum et ipso et in ipso, estibile o Patri onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutatus moniti e divina istituzione formati autelebus tribicere. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Pax Domini sit semper vobiscum. Et
che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Cristo nostro Signore. Prima di congedarci, un piccolo saluto prima del sindaco di Capriva, Daniele Servo, che ci onora della sua presenza. Sarà più un ringraziamento. Innanzitutto un saluto, un ringraziamento a Monsignor Michele Centono, a Don Maurizio Polizza e a Don Ugo Bastiani per la santa celebrazione, al maestro amico Fulvio Madotto. Ormai devo pensare a una cittadinanza onoraria per Fulvio, sei parte di questa comunità e in tutti questi momenti così belli e importanti sei sempre qui con noi. E dicevo un ringraziamento a tutti voi presenti che rappresentate le corali di questa arcidiocesi, perché credo che Don Maurizio non poteva usare migliori parole, citare e usare migliori parole nel definirvi vero e proprio patrimonio materiale e immateriale di questa arcidiocesi e anche, aggiungo, delle proprie comunità. Avete un ruolo veramente bello e importante, che è anche quello di portare avanti la storia millenaria della nostra cultura. I cori fanno parte del DNA delle nostre comunità, hanno accompagnato e credo che chiunque di noi ha pianto qualche lacrima sentendo il proprio coro della propria comunità. E quindi nel sperare che chiunque abbia un ruolo di responsabilità tenga veramente a cuore questa parte così importante e così bella che voi rappresentate. E concludo solo dicendo che Don Ugo Bastiani mi ha detto sì, dopo vedrai sarà emozionante. Ecco, Don Ugo, ti confermo, avevi ragione. Siete stati ed è stata una giornata emozionante e bella e quindi grazie veramente. Diceva un grande liturgista che ogni qualvolta si canta nelle nostre chiese si produce cultura, un patrimonio immateriale e proprio per questo ha maggior rischio di scomparsa. Un patrimonio che va oltre l'oggetto materiale, ma che affiora dalle bocche di tanti cantori, quando ridanno voce alla parola di salvezza, con le melodie di cui avvertono una particolare tipicità e unicità. Cantando credo che esprimiamo anche noi l'identità della nostra Chiesa goriziana, che si esprime in tante culture, in tante lingue, e anche oggi, come aveva detto il sindaco, questo miracolo è avvenuto e siamo davvero numerosi, quindi vi ringraziamo di cuore per la vostra presenza. E alcuni ringraziamenti, prima di tutto alla comunità di Capriva che ci ha accolto con grande calore, a Don Maurizio e Don Ugo e in particolare a Tiziana che ha coordinato un po' tutta l'accoglienza, al sindaco e a tutte le corali anche qui presenti numerose di Capriva. Vi siamo grati. A Monsignor Michele Centono, direttore dell'ufficio liturgico diocesano, che con generosità e umiltà sempre ci sostiene nell'organizzazione, in tutte le varie fasi organizzative di questa festa, ai ministranti, al maestro Fulvio Madotto, che è un po' ormai il nostro Fresina, al maestro Vanni Fersin, che ci sostiene dall'alto dell'organo, al maestro Dorino Fabris, che ogni anno con grande impegno ci compone il libretto prezioso, e a tutti coloro che lo stampano, anche grazie di cuore. E un ultimo ringraziamento a tutti i maestri che nel mese di ottobre hanno condotto le varie prove declinali. Sappiamo che ogni tanto c'è qualche fatica, però credo che il risultato finale poi appaga dopo tutte queste fatiche. Quindi Pier Filippo Rendina per la Bassa Friulana, Elisabetta Moretti e Emanuele della Rovere per Cormons Gradisca, Fulvio Madotto per Gorizia e Dorino Fabris per Monfalcone, Rocchi e Duino. Ringraziamo di cuore e finita un'edizione la nostra equipe si ritrova per già iniziare a preparare l'edizione 2020, quindi state pronti perché abbiamo già diverse novità. Quest'anno è stata facile, il prossimo anno abbiamo già più. Bisogna cambiare.
E ricordo che dopo il canto finale siamo tutti invitati qui di fronte e nella sala parrocchiale per condividere insieme in gioia, in fraternità, quindi vi invito a fermarvi insieme. Grazie. Sono un breve pensiero come direttore dell'ufficio liturgico. A marzo è mancato Monsignor Dino De Antoni, nostro amatissimo arcivescovo, che ha sempre sostenuto personalmente la gioia del canto. Quando, come suo maestro delle celebrazioni liturgiche, che l'ho accompagnato fino all'ultimo momento, qualche anno fa ha presieduto la solenne liturgia e eravamo alla Marcelliana. Terminata la celebrazione, ci sono le confidenze tra il vescovo e il suo cerimoniere, al di là sempre dell'attenzione che aveva da ringraziare, mi ha detto: mi è sembrato di essere come a San Cronazio d'Aquileia, con il chorus Beatorum che cantava. Vogliamo ricordarlo e portarlo sempre nel cuore, perché solo io e Fulvio abbiamo capito quell'animo, specialmente nella chiesa cattedrale, quando preparavamo le liturgie e quando le presiedeva ad Aquileia. E allora, proprio quella definizione che ha voluto così confidare, Chorus Beatorum, prepariamoci per l'ottava edizione, perché dietro c'è sempre una grande fatica. E se Andrea ha salutato e ricordato a tutti, mi sembra giusto ringraziare anche lui, che insieme col maestro Feresin e gli altri sono l'anima. L'ufficio liturgico passa al vaglio, dà qualche suggerimento e poi si parte. Quindi al prossimo anno, e tenetelo veramente nel cuore, Chorus Beatorum, ricordando il nostro amatissimo Monsignor Dino De Antoni. Grazie. Ecco, per questo incontro straordinario, diciamo così, no? Anche se l'ordinarietà annuale è straordinaria, ho pensato così di questo dono di poter venerare la reliquia del sangue di Giovanni Paolo II, che anche amava, no, la liturgia e faceva le prove, sapete, col maestro di cappella oppure con il direttore del coro diocesano, no? Perché sapeva che cantare in chiesa non è cantare così, ma è pregare per loro. Qualche volta leggo sui giornali gli appelli di un coro o dell'altro perché venga gente vicino, perché siamo come l'albero, no? Con le foglie anche che cadono, no? È la stagione. Non vale tanto l'appello quanto mettere la nostra faccia, l'incontro personale, l'invito. Ecco, siamo noi che decidiamo in qualche maniera, no? Sul futuro delle nostre corali. Invitiamo, ecco, con simpatia ad entrare, non va tutti ad entrare. E in fondo troverete delle immagini che potete prendere liberamente e troverete anche un libro, ecco, scritto dal maestro di Sci, Giovanni Paolo II, un libro, io penso, tra i più belli, perché quest'uomo attraverso l'umanità rende trasparente la santità. Ecco, di questo suo, non dico alunno perché lo accompagnava e imparava un po' a sciare, che già sapeva sciare, ma è veramente bello perché attraverso l'umanità si intravede la santità. Ecco, e l'umanità è una cosa importante, è una cosa ricca, una cosa preziosa, tanto è vero che l'assunta Gesù, il Verbo di Dio, e abbiamo sentito oggi di che cosa è capace questa nostra umanità. E allora, grazie cari amici, non molliamo, avanti nel Signore,
createli in apremus voto, grazie di cura luce sempre avanti con la grazia del Signore. Il Signore sia con voi.